Prima del 1800 in Europa questa meraviglia non era conosciuta e noi dobbiamo la bellezza di questo fiore ad un militare inglese, tale Wellbank, che nel 1816, essendo in Cina per questioni di lavoro e per questioni militari, avesse trascorso una serata in compagnia e durante una cena sotto una bellissima pergola. Infatti la bellissima pergola era la pergola dei fiori della pianta del glicine. Affascinato da questa magnifica pianta, chiede al padrone di casa 2 o 3 piante e le porta con sé in Europa. Dopo 3 anni la pianta inizia a fiorire, tant'è che questa pianta viene definita in Cina anche vite blu, ma addirittura i tedeschi la definiscono pioggia blu. Infatti i fiori che si sviluppano e cadono verso il basso formano come una serie di lunghe gocce colorate azzurre che dispensano insomma questa meravigliosa cornice. In Italia solamente però questa pianta si diffonde e arriva attorno al 1840. Il nome dell'origine pare che derivi dal greco, da cui gluchis, infatti solamente i gluchis, che significa dolce, perché solamente i petali di questa pianta possono essere commestibili e possono essere fritti al pari dei grappoli di fiori di rubinia che in questo periodo si possono trovare nei nostri giardini. La particolarità poi di questa pianta è data dal fatto che soprattutto nella religione, ma soprattutto nelle religioni orientali, assume un significato mistico. Infatti i fiori quasi si sviluppano e si reclinano verso il basso, così come tutti i rami si sviluppano in direzioni diverse, reclinandosi però sempre all'indietro, quasi come segno di umiltà. Insomma, una pianta che porta con sé tradizione, mistero e anche bellezza. E voi le conoscevate tutte le particolarità di queste piante che attualmente adornano i nostri giardini e le nostre terrazze? Se conoscete altre particolarità, io vi invito a suggerircele e magari a scriverle qui sotto.